Buonasera e benvenuti a tutti alla serata della cena d'auguri del Propeller Club Port of Trieste. Vi leggo il messaggio che ha inviato l'europarlamentare Cisint. Gentile Presidente, gentili soci, desidero ringraziarvi sentitamente per l'invito alla cena del Propeller Club Port of Trieste, che accolgo come un segno di stima e di attenzione verso il mio impegno istituzionale sui temi della portualità, della nautica e della competitività del nostro sistema logistico. Con vero rammarico devo tuttavia comunicarvi che a causa di impegni istituzionali improrogabili già assunti in sede europea non mi sarà possibile essere presente all'incontro. Si tratta di una rinuncia che non prendo alla leggera proprio perché considero il confronto con gli operatori del settore non solo utile ma necessario per mantenere un'azione politica ancorata alla realtà economica e produttiva. Il mio impegno a Bruxelles continua con determinazione su temi strategici quali l'ETS, la tutela della competitività dei porti italiani, la difesa del comparto nautico e dell'intera filiera marittima, troppo spesso penalizzati da impostazioni ideologiche e da regole pensate senza tener conto degli effetti concreti sui territori e sulle imprese. Sono convinta che solo attraverso un dialogo costante tra istituzioni e mondo produttivo sia possibile costruire soluzioni efficaci e sostenibili. Proprio per questo mi auguro di poter incontrare personalmente il Propeller Club di Trieste in una prossima occasione che mi piacerebbe concordare quanto prima. Nel frattempo vi assicuro la mia piena disponibilità a mantenere aperto un canale di confronto sui temi che vi stanno più a cuore. Con viva cordialità, Anna Maria Cisint. Quindi l'avremo ospite come già stata diverse volte ai nostri incontri. A questo punto voglio presentarvi due ospiti che sono qui con noi stasera. Abbiamo il contrammiraglio Antonino Loduca, che è direttore del Museo Storico Navale di Venezia, e in rappresentanza della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Trieste, il capitano di fregata Giovanni Baici. E quindi a questo punto le esigenze della televisione, che sono sempre predominanti, ci obbligano al cambiamento di programma, che però in realtà non comporta una grande differenza. Allora, abbiamo tenuto il Propeller girato perché fosse una sorpresa per chi ancora non sa a chi viene consegnato e, prego, ammiraglio, si accomodi vicino a me, leggerò prima la motivazione. Al ritorno di una crociera addestrativa durata quasi 2 anni, dopo aver compiuto il giro del mondo, incluso il passaggio per la prima volta da Capo Horn, al suo rientro nel mare Mediterraneo ha toccato quale primo porto quello di Trieste. Credo che a questo punto il mistero sia già risolto. Varata nel 1931, la nave nasce come unità scuola della Marina Militare e da allora accompagna generazioni di allievi ufficiali nel loro percorso professionale. Durante la Seconda Guerra Mondiale venne impiegata in compiti di supporto e sopravvisse al conflitto, tornando poi alla sua funzione educativa con un ruolo ancora più centrale. Negli anni del dopoguerra ha rappresentato l'Italia nei principali porti del mondo, diventando un simbolo di competenza, disciplina e rispetto per il mare. Le grandi campagne addestrative in Atlantico e nel Mediterraneo, così come la circumnavigazione del globo del 2002-2003, hanno consolidato la sua immagine internazionale. La nave ha mantenuto intatta la sua struttura originale, frutto della tradizione navale italiana, unendo storia, tecnica e spirito di servizio. Con costanza e vigore continua a rinnovare il proprio impegno come testimone dell'Italia nel mondo, ambasciatrice di pace, professionalità e cultura del mare. A suggello di questi valori, la nave reca inciso il suo storico motto: non chi comincia, ma quel che persevera. Un principio che da sempre orienta la sua missione, ispirando coloro che hanno l'onore di prestare servizio a bordo. Per il suo straordinario contributo alla formazione, alla diffusione della cultura marittima, alla promozione dell'immagine del suo ruolo di ambasciatrice dell'Italia nel mondo, il Propeller Club Port of Trieste
assegna il Propeller d'Oro 2025 alla nave Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo. Ammiraglio, con vero piacere le consegno questo propeller per la nave Amerigo Vespucci. Grazie davvero. Bene, e io ricevo con molto piacere questo importante riconoscimento. Il Presidente mi ha già presentato. Io vorrei evidenziare che per me è davvero un grande privilegio, oltre che un grande piacere, essere qui tra di voi in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore della Marina, l'ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto, che peraltro ha assunto da poco tempo, e quindi di lui condivido il saluto e il ringraziamento per questa bella iniziativa, molto apprezzata e considerata di grande attenzione non solo nei riguardi di nave Vespucci, ma della Marina tutta. Devo dire che quando mi è stato detto di partecipare a questa bella serata, l'ho fatto con grande slancio per due ordini principali di motivi. Da una parte il Propeller Club Port di Trieste ha delle caratteristiche che la rendono affine all'organizzazione Rotary, di cui faccio parte, a Rotary di Venezia, e quindi dal punto di vista professionale, socioculturale, sono delle organizzazioni di cui davvero conosco lo spirito, i principi, e quindi sono certo di rivivere questa sera quello spirito di convivialità che ci caratterizza. Della motivazione di nave Vespucci credo che quanto riportato formalmente nella motivazione sia davvero un carattere esaustivo. Quindi io dirò soltanto che nave Vespucci è considerata davvero lo strumento diplomatico per eccellenza della Marina Militare e di tutto il Paese. Frasi del tipo ambasciatrice del mare, ambasciatrice dell'italianità, del Made in Italy, sottendono proprio il ruolo diplomatico di questa unità, che per le sue caratteristiche, come tutte le navi e come tutte le marine, noi diciamo che le marine hanno un genoma particolare che le rendono particolarmente adatte a svolgere il ruolo diplomatico, e la Marina Militare da sempre sul piano diplomatico svolge prioritariamente la propria attività in un'ottica di enfatizzare la cooperazione come principale strumento per il raggiungimento di risultati in termini di stabilità e in termini di sicurezza. Lei ha citato il motto della nave, non chi comincia ma quel che persevera. Ecco, questo motto per noi ufficiali di Marina è davvero un ricordo perenne, è un motto, è un aforisma che si fa risalire a Leonardo da Vinci, ben visibile sul ponte della nave, e davvero costituisce un monito, un incentivo, lo è stato e lo è per tante generazioni di ufficiali di Marina, proprio per richiamare l'importanza non di iniziare solo un'attività, ma di avere la perseveranza e la costanza, la determinazione di portare a termine degli obiettivi e di farlo con impegno costante. Concludo da una parte rinnovando il ringraziamento per questo importante riconoscimento, ma anche per condividere quello che è il forte legame che da sempre unisce la Marina Militare alla città di Trieste. Il fatto che, solo ricordando gli ultimi eventi, nave Vespucci
abbia iniziato la sua campagna nazionale al rientro dal Giro del Mondo proprio dalla città di Trieste. Il nome della città assegnato, attribuito alla nave più moderna e preziosa che la Marina e il Paese possiedono, e quindi la consegna della bandiera di combattimento a nave Trieste lo scorso 26 ottobre per la ricorrenza del 71esimo anno di rientro della città di Trieste sul territorio nazionale. Sono tutti, diciamo, momenti che in qualche modo enfatizzano la simbiosi che esiste tra la Marina Militare e la città di Trieste. E questo riconoscimento, il premio che questa sera il vostro club ha voluto assegnare a Nave Vespucci, credo che costituisca un ulteriore tassello per consolidare ulteriormente il forte legame che accomuna la Marina Militare e Trieste. Grazie.